Buonasera a tutti, buonasera e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia, in compagnia delle Sibille. Io sono Ildegarda, per quanti non mi conoscono, mi occupo da svariati anni di esoterismo, di occultismo, di magia, di alta magia cerimoniale, di astrologia e anche di Sibille, quindi letture con gli arcani maggiori, minori, eccetera. Quindi ovviamente ho e sto trasmettendo dal mio canale YouTube, in contemporanea sto trasmettendo anche dal canale YouTube del Marietto Veneziano e dal gruppo di Facebook, dal quale mi auguro insomma compaiano numerose amicizie a trascorrere questa mezz'oretta di tempo insieme in mia compagnia. Buonasera, vedo che comincia ad arrivare qualcuno. Bene, benvenuti, ben ritrovati. Cari amici di Facebook, mi rivolgo a voi perché il problema durante la diretta è legato solo ed esclusivamente dalle persone che si collegano da Facebook. Se vi collegate per la prima volta alla diretta, per poter partecipare con la vostra domanda e ottenere una risposta gratuita, è necessario che autorizziate StreamYard a pubblicare il vostro nome e account. E come si procede? È solo ed esclusivamente una volta. Dovete uscire dalla diretta in questo momento, seguite però prima le spiegazioni, poi lo fate. Uscite dalla diretta, tornate nel gruppo dove avete trovato il post che annuncia la diretta e osserverete che nel post c'è una parte di testo scritto dove vi dice: ehi amici, raggiungetemi alla diretta, eccetera. Sotto, prima appunto di entrare, troverete anche un link azzurro scritto www.streamyard.com/Facebook. Cliccando questo link si apre una finestra dove date conferma di autorizzazione, quindi dopo che avete cliccato potrete chiudere, ritornare nel post della diretta e accedere alla diretta. Automaticamente si porta dietro i vostri dati. Questo passaggio, che è più lungo da spiegare che da fare, e è necessario farlo soltanto la prima volta, dopodiché non sarà più necessario ripetere tutto questo traffico, questo passaggio. Benissimo. Detto questo, vi ricordo che avete l'opportunità di ottenere una risposta a una domanda. È importante che la domanda sia mirata, quindi più articolata e specifica possibile, e di conseguenza la risposta sarà più pertinente e mirata e specifica possibile. Nella domanda dovrete includere il vostro nome, la vostra data di nascita. No, cara amica o caro amico, non è fatto. Dovrete includere quindi il vostro nome, la vostra data di nascita, articolare bene la domanda, specificare anche nel caso in cui la domanda dovesse riguardare qualche altra persona o una situazione più di natura personale, date delle informazioni, delle indicazioni. Se appunto riguarda anche un'altra persona è necessario mettere anche il nome e la data di nascita della persona coinvolta. Bene, detto questo, vado non sempre in ordine, ma vado a scegliere le domande più articolate, quindi quelle che rispondono ai requisiti che richiedo sia nella diretta che chiaramente anche nel colloquio privato. A proposito di colloquio privato, potete prenotarvi, vediamo se sono capace, sì, benissimo, potete contattarmi tramite Telegram o WhatsApp al numero che scorre in sovraimpressione. Benissimo, allora adesso io comincerei col salutarvi intanto tutti, vedo che ci sono appunto, purtroppo vedete quando venite da Facebook e non è stato fatto il passaggio si vede questo e non riesco a salutarvi, ma vi saluto in via generale. Grazie, grazie per essere con me questa sera e bentrovati, benvenuti. Allora, Milena, buonasera Massimo, buonasera Paola. Benvenuti tutti, c'è anche, vediamo se ovviamente poi sono rimaste, allora Marina, Luisa, Massimo ha anche posto una domanda, bene. Allora, Antonella, Shaima, ok? Benissimo, vedo che insomma cominciano a esserci anche alcune domande, quindi mi do subito immediatamente da fare. Vi ricordo però nel darvi la risposta ovviamente. Vi ricordo che trovate moltissimo materiale gratuito nel nostro gruppo Facebook che si chiama
radionica, radiestesia, tarologia ed ermetismo, ok? Perché ci entro o non ci entro, quello che si dà maggiormente da fare sul gruppo è il Marietto, che continua a divulgare, a pubblicare i nostri circuiti e il materiale che da anni divulghiamo gratuitamente. A proposito di materiale, dove lo trovate oltre che nel gruppo Facebook, che ripeto, radionica, radiestesia, tarologia ed ermetismo, quindi se non l'avete ancora fatto iscrivetevi. Troverete appunto, come vi ho detto, moltissimo materiale. Le spiegazioni tuttavia non vengono fornite nel gruppo, dovete darvi un pochettino da fare e cercare nei nostri canali YouTube, perché al di là dei video delle dirette, nei canali YouTube del Marietto Veneziano e della sottoscritta, nelle sezioni playlist troverete il materiale divulgato e suddiviso come attraverso un indice per ordine di argomento. Quindi trovate tantissimo, tantissimo, datevi da fare, studiate, impegnatevi e magari conoscete già buona parte delle cose che abbiamo divulgato, oppure potrebbe essere un buon punto di partenza. Ovviamente le dispense che sono gratuite e le potete scaricare gratuitamente, come dicevo, dal nostro sito www.ilcapitano.altervista.org, www.ilcapitano.altervista.org. Ci sono tantissime sezioni, alcune sezioni riguardano proprio i circuiti radionici, altre si occupano di dispense più di esoterismo, di meditazioni, di percorsi cabalistici, quindi trovate tantissimo, come vi dicevo, sbizzarritevi e poi c'è la sezione shop ovviamente. Bene, detto questo comincio a dare delle risposte. Mi raccomando, se avete scritto la domanda, restate collegati. Rispondo velocemente a Milena. Milena stasera al Marietto non c'è, è già un po' che non riesce a organizzarsi perché il famoso colloquio che lui ha regolarmente il martedì alle 19:30 con l'ingegnere, che lui vi ha già accennato più volte, appunto devo salutarvi, ho l'appuntamento con l'ingegnere, è un periodo che è stato anticipato, quindi non riesce ad essere presente nell'orario della diretta che abbiamo appunto stabilito prima di questa modifica, ma ci sono io se non vi dispiace. In ogni caso, in futuro, se dovessero di nuovo crearsi le condizioni, certamente il Marietto è sempre benvenuto. Allora, cominciamo a rispondere, va? Così il famoso pippone della Hilde anche stasera è andato. Bene, allora, vediamo un po' di rispondere per esempio a Paola. Paola, ci sei? Datemi, mi raccomando, conferma appena vi chiamo, ok? Vi chiedo di confermarmi di essere presenti, appunto, perché non mi piace fare un monologo, mi piace rispondere a chi comunque è presente e quindi può compartecipare, può scrivere, può integrare anche in base alle eventuali domande che io dovessi porre a chiarimento. E quindi mi raccomando, Paola, dammi indicazione se ci sei, altrimenti passo alla prossima domanda. Allora Paola, ci sei? Non so se è un problema di connessioni, non vedo ancora giungere la sua conferma, oppure se passiamo direttamente alla prossima domanda. Va bene, io direi a questo punto di andare a un'altra domanda. Va bene, mi raccomando, se vi chiamo, siate pronti a confermarmi la vostra presenza. Ah, ok, Paola ha risposto, sì, c'è, benissimo, ok, allora quindi era proprio un problema legato alle connessioni. Torniamo alla domanda di Paola. 9 agosto 67. Chiedo se si conclude la vendita del mio appartamento a seguito di una proposta fatta a dicembre. Grazie. Perfetto, domanda super articolata, così come piace a me, perché è un modo per essere precisi anche nel darvi la risposta. E vediamo Paola, 9 agosto 67, insomma, come segue il discorso della vendita del suo appartamento da qui in avanti. Vediamo un po', Paola. Allora, a vederlo così si direbbe proprio un taglio estremamente positivo che annuncia qualcosa di buono, la soddisfazione e la riuscita. Ma vediamo nel dettaglio.
vediamo il dettaglio della risposta, ma io direi che la risposta e la situazione dovrebbe sbloccarsi abbastanza velocemente, perché nella linea dell'immediato futuro, quello che idealmente è un periodo di tempo che si estende dal momento presente all'arco del prossimo mese, mese e mezzo, abbiamo l'atto e quindi se stanno aspettando delle risposte eventualmente legate a richieste di mutuo oppure a incartamenti che in qualche modo dietro verifica era necessario e si sono fatti attendere, in questo momento molto presto, perché nella linea del presente entrano in gioco consulenti piuttosto che tecnici, persone preposte a dare risposte e quindi sembra proprio che la situazione vada a sbloccarsi. Quindi occhio, probabilmente prenderete appuntamento. L'unica per l'atto intendo, l'unica cosa è che è come segue, nel senso che la cosa si sblocca e sembra che l'atto ci sia. Bisogna capire un pochino queste difficoltà che si vedono poi nella fase successiva, quindi prigione domestico-nemica può indicare dei blocchi che potrebbero essere anche successivi all'atto. Quindi che significa o cosa potrebbe succedere in questo caso? Che magari la banca al momento dell'erogazione del mutuo si trattiene un numero di giorni prima di erogare la somma, oppure che ci siano altre situazioni che in qualche modo intercorrono e si intromettono da lì al seguito. In ogni caso, mettiamo che venga finalmente fuori una data dell'appuntamento e che quindi questo non sia già l'atto in sé, mancando la carta del sacerdote, ma comunque il compromesso, l'accordo o quello che è il seguito, vanno a bloccarsi ancora un attimo delle situazioni. Quindi io spero che tu riesca a farlo entro un mese e mezzo, il che vorrebbe dire che eventualmente le difficoltà o eventuali situazioni che sembrano bloccate siano legate proprio all'erogazione. E poi, come vedi, la situazione si sblocca anche grazie probabilmente a un'azione, un'insistenza, un qualcosa che chiaramente serve poi a chiarire il perché di queste attese. Ma se non dovesse essere dopo l'atto, allora è probabile che qualche situazione si intrometta, ma che poi comunque si ritorni in carreggiata e quindi di fatto la cosa va avanti e si sblocca anche abbastanza in fretta. Benissimo, allora grazie Paola per aver posto la tua domanda. Vediamo un pochettino di rispondere di rispondere a qualcun altro, vediamo un po'. Ora rispondiamo a un ometto, così così facciamo un po' e un po'. Allora Massimo, vediamo un po' se ci sei, dammi conferma. Allora Massimo. Massimo ci sei? Sì, 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 è qui, perfetto. Allora, vediamo la sua domanda. Massimo, 18 febbraio 75, riuscirà a incontrare Luigi 23 maggio 70 e chiarire la situazione in sospeso? Allora, vediamo quindi se ci sarà un chiarimento fra Massimo e Luigi. Vediamo un pochino. Allora, occhio perché al momento il taglio annunciano l'interferenza di una persona con i suoi consigli, con la sua invadenza e sembra che appunto stia causando delle problematiche, ma vediamo un pochino. Allora, Massimo, mi pare di capire che ci sia in ballo qualcosa di natura economica con questa persona e che è venuto meno o forse alcuni accordi o nei pagamenti. Quindi c'è qualcosa che
che ha causato parecchi problemi o preoccupazioni e ovviamente di conseguenza anche incomprensioni. Al momento sembra che la situazione cominci ad alleggerirsi. Che cosa vuol dire quando una situazione si alleggerisce? Che quelle tensioni vissute a caldo e quindi a ridosso dei fatti e delle situazioni che appunto, come hai detto tu, richiedono un chiarimento, passato un determinato numero di tempo, quindi un tot di tempo, vanno a mordere meno, cioè sono meno mordaci, meno fastidiose, quindi si è in grado di parlarne con più serenità o quantomeno riuscendo a comunicare in modo chiaro, no? Come ci si sente. Quindi io penso che la situazione si sbloccherà presto e probabilmente nasceranno ancora o delle collaborazioni o c'è qualcosa comunque che riprenderete, ricomincerete a trattare. Qui c'è di mezzo anche a quanto pare una donna che potrebbe essere una donna più grande, potrebbe essere una persona nota a entrambi, quindi anche un'intermediaria tra voi due. Al taglio abbiamo visto che quella persona è consigliata male e che questi consigli causano un'intromissione tra voi due, ma nel prossimo periodo la cosa si chiarisce, anche grazie, tra l'altro ci sono figure femminili, potrebbero essere le rispettive mogli o le persone che avete intorno, tu e questo signore di cui ora non ricordo il nome, Luigi, ok? Di fatto però, anche se c'è buona disponibilità, se si parla, se le cose sembrano svolgere nel migliore dei modi, anche grazie appunto a due figure femminili, nell'esito comunque c'è da attendere per la piena e totale soddisfazione. Quindi se la piena e totale soddisfazione corrisponde all'ingresso di una somma che ti deve essere restituita, c'è ancora da attendere e questa attesa a un certo punto porta anche ancora qualche confronto, qualche momento di confusione, ma tutto sommato rispetto alla tua domanda ritengo che gli incontri ci saranno e il chiarimento ci sarà. Allora, bene, passiamo a un'altra domanda. Vediamo un pochino. Non solo i soldi, vabbè, ma possono essere situazioni comunque anche vecchie che vi state trascinando da tempo. A volte il denaro riguarda questo, riguarda tanto l'aspetto materiale, pragmatico delle cose, quanto anche quello che si accumula nel tempo, quindi situazioni che si trascinano oltre quello che è un tempo opportuno. Vediamo un pochettino di ora rispondere ad un'altra domanda. Adesso Massimo non mi hai specificato il motivo del chiarimento, quindi io vado un po' a braccio. Ovviamente se c'è la carta del denaro, la prima cosa che viene in mente è una situazione economica. Allora, vediamo un pochino di rispondere, vediamo se c'è Marina. Marina, ci sei? Allora, Marina, se ci sei scrivimelo così ti rispondo, altrimenti passo a un'altra domanda. Ok, Marina dice sì, benissimo. Allora, mi chiamo Marina, 22 aprile 68, volevo sapere se troverò la persona giusta, sono single da tanto. Ok, allora vi ricordo quando fate queste domande che la risposta delle sibille non riguarda un tempo fino alla fine dei giorni, nel senso la risposta non è una risposta permanente o invariabile, è quello che avverrà nell'arco del prossimo periodo. Quindi se nella stesa si individuano degli sviluppi, vuol dire che la situazione in teoria, perché poi dipende anche da quanto tempo ci vuole, no, affinché si manifestino gli eventi. Le sibille rispondono in termini di eventi, quindi non si sa questi eventi quanto rapidamente si svilupperanno, ma ci raccontano come andranno le cose. Quindi presumibilmente nell'arco della stesa ci risponde rispetto alle previsioni dei prossimi mesi, ok? Ma se non dovesse comparire non significa un no definitivo, ok?
quindi non significa che non incontri la persona giusta, probabilmente non è fra le prime cose che ti capiteranno. Metto le mani avanti non perché so già la risposta, la devo ancora chiedere la domanda, ma per spiegarti che se non si dovesse vedere nulla di significativo, non significa un no definitivo, ok? E questo vale per tutti, per tutte le persone che mi seguono e che stanno ponendo la loro domanda. Vediamo un po', quindi Marina, 22 aprile 68, vediamo cosa si presenta per lei. Allora, un inizio è annunciato, quindi un inizio è stato annunciato dal taglio, bambino e fedeltà. Potrebbe essere una nuova conoscenza, potrebbe essere veramente una novità che ha degli sviluppi anche interessanti e romantici. Vediamo però. Allora, cara Marina, io vedo nel tuo passato tante lacrime. Guarda qui, lo metto qui proprio per commentarlo un momento. Sicuramente hai avuto qualcuno o una situazione stabile nel tuo passato, ma queste carte di distacco, di giudizio, di freddezza, di persone che si intromettono, lasciano intendere probabilmente una separazione o comunque un momento di profonda solitudine e anche l'interferenza di qualcuno, quindi qualcuno che ti ha causato con i suoi pettegolezzi, con le sue angherie, molte lacrime, quindi si vede questo. Vediamo un po' però, perché la linea del presente continua a dire che in fondo parte di quella delusione, di quella bruciante arrabbiatura non è del tutto passata e quindi anche se sei single da tanto, forse una parte di te ha proprio preso le distanze dai rischi, mettiamola così, dai pericoli di alcuni coinvolgimenti sentimentali, eppure lettera superbia parla di notizie, parla di telefonate, di scambi, di messaggi che probabilmente stanno o già avvenendo o sono imminenti, quindi potrebbe anche parlare di qualche nuova conoscenza, non necessariamente di persona, visto che i mezzi moderni ci permettono di entrare in contatto anche con persone non proprio vicine di casa, quindi è possibile che gli scambi che raccontano nella linea del presente riguardino persone anche lontane. Non è specificato vicine o lontane, ma che il mezzo di comunicazione avrà una sua rilevanza, quindi telefono in primo piano. Nel prossimo periodo sarà un ragazzo ad avvicinarsi, un ragazzo intendendo un uomo un po' più giovane di te o di poco più giovane di te. In ogni caso, questa persona occorrerà prenderla con le pinze perché questo abbinamento non sempre garantisce la sincera partecipazione, il totale interesse disinteressato. Perdona il gioco di parole, ma quando compare l'artista spesso si tratta di persone che amano più raccontare, no? Sognare e prolungare il loro sogno proiettandolo sulle persone che capitano a tiro, ma potrebbe essere una persona che a suo modo ha avuto già o un legame con te o comunque ancora legato a una persona del suo passato. Quindi bisogna un po' prenderla con le pinze la conoscenza che farai, proprio perché non si capisce fino a che punto sia realmente interessato a te o piuttosto al fantasma che continua a inseguire. Quindi qualcuno a cui tiene ancora. Di fatto ci saranno delle situazioni che poi vedono diciamo così, una vita sociale di gruppo, di frequentazione anche con gruppi e cerchi di persone, come fonte di momenti di caos, di confusione. Quindi o effettivamente le persone che frequenterai appartengono un po' alla cerchia di amicizie, ma nessuna ti convincerà più di tanto, oppure è probabile che queste frequentazioni, comunque nell'ambito delle tue amicizie,
destino anche un po' di voci, di pettegolezzi o comunque siano un po' disturbate da quelle che sono le dinamiche anche di amicizia in comune o di piccoli gruppi di persone. In ogni caso, ti vedo comunque confidare su un'amicizia in particolare. Quindi io qua uomini giusti ancora non ne vedo, te lo dico perché, si vede un po' questo. Di fatto la tua ricerca continua, è possibile che arrivi all'orizzonte una persona con o effettivamente un militare e quindi qualcuno che indosserà una divisa, eccetera, oppure che arriverà comunque qualche situazione, ma un po' ingarbugliata, quindi non dovrai molto, vagliare, le cose che ti verranno dette, fare attenzione alle circostanze, come se ci fossero delle cose nascoste e che quindi occorre chiarire con prudenza, allo scopo proprio di rafforzare la conoscenza, di in qualche modo, costruire un qualcosa, occhio, sono carte un po' di interesse economico, quindi potrebbe anche esserci un secondo fine o qualcosa del genere, però, non dico da parte tua, ma da parte magari di questa persona che arriverà. Quindi non escludo che il militare non voglia dire anche altro e parla anche di segreti, quindi non necessariamente un uomo che indossa una divisa, ma anche delle situazioni che, come ti ho detto, saranno poco chiare, che nasconderanno delle cose. Quindi io ancora la persona giusta, mi dispiace, non si vede nell'arco di questa stesa, ma gli sviluppi che ti attendono sono questi, Marina. Ok, allora vediamo di rispondere ancora. Ti capisco che sono sposati, infatti è probabile che anche quest'altra persona, visto che nasconde qualcosa, non sia magari un matrimonio che resta in piedi per questioni di interesse. Quindi quando ho parlato di denaro, di secondo fine di interesse, non è necessariamente collegato a te, no, ma magari alla condizione di quest'uomo che tenderà un po' a nascondere. Ormai tanti uomini si presentano come separati in casa, poi bisognerebbe essere una mosca, vedere a casa loro cosa succede veramente, se sono veramente separati in casa. Bene, allora proviamo a rispondere a un'altra domanda. Vediamo sempre, vi chiedo sempre di rispondermi, di dirmi se siete presenti, altrimenti poi passo a un'altra domanda. Vediamo un po'. Eh, Vediamo un po' questa persona che è assolutamente nuova, Shaima, non so se si pronuncia così, però io lo cerco di renderlo per come mi è possibile con i mezzi che ho. Shaima, che però si chiama Concetta. Concetta, dimmi se ci sei, così ti rispondo. Ci sei, benissimo. Allora, vuole sapere se troverà casa. Dammi 2 indicazioni in più. La devi comprare o stai cercando una casa in affitto? Hai fretta di uscire oppure hai comunque calma e stai cercando vi sembreranno domande stupide, ma in realtà sono importanti. È un po', la cerchi vicino, la cerchi lontano, dai queste indicazioni perché così anche la risposta è molto più pertinente e più precisa, così come di corrispondenza lo è la domanda. Allora, vediamo un po' intanto Concetta, 15 maggio del 55, un po'. Boh, per ora, per ora tutte le occasioni che si sono presentate non avevano niente di buono da riservare. Vediamo un po'. E poi c'è una grossa difficoltà, si vede proprio. Allora, vediamo se è iscritto in affitto. Ok, benissimo. Allora, ti annuncio già che sì, ci sarà l'atto di affitto, in questo caso perché lo hai iscritto, vedi, quindi nell'esito è un sì. Vediamo cosa succede però da qua al sì.
E ti ripeto e ti ricordo, come dicevo nei minuti precedenti a questo, che le risposte comunque possono svilupparsi o comunque le risposte delle sibille parlano di fatti che potrebbero estendersi e avvenire nell'arco di mesi. Quindi vediamo, oppure a volte mi hanno sorpreso nell'arco di giorni, però stiamo a vedere. Come vi dicevo, non è facile dare una tempistica. Allora, guarda nel passato quante ricerche hai fatto, ma tutte un po' fuori portata, o lontane o care. Quindi tu hai un'idea chiara di cosa desideri, ma è momento di cambiare. Io vedo che c'è, vedi, nella linea è presente la perplessità, ma anche il malessere, probabilmente non puoi più stare lì, o perché non è più per te quella zona, o non ci sono più le condizioni del passato che ti hanno portato lì, oppure c'è stata una richiesta proprio da parte del proprietario. Questo lo sai tu. Di fatto l'ammalato parla di un disagio che c'è in questo momento e l'esigenza di cambiare casa, guarda come lo dicono, viaggio casa, quindi il trasferimento, il cambiamento di casa, al momento però è tutto fermo, è bloccato. Quindi tutto quello che hai visto per ora ti ha messo in una grande difficoltà, ma non ti ha aperto nessuna porta. Al momento è tutto fermo. Tuttavia, nel prossimo periodo, una persona che conosci già si riaffaccia nella tua vita, o forse è probabile che sia tu a chiamare nuovamente una persona che appunto, come ti dicevo, conosci, quindi una vecchia conoscenza. Purtroppo la risposta che ti dà non sarà positiva, ma questo non significa che sarai poi ferma lì. Più avanti si presenteranno delle altre occasioni, occhio solo perché compare comunque una figura che generalmente corrisponde a interferenze, persone che si intromettono, quindi magari anche persone che anticipano quello che può essere la tua proposta, no? O il tuo interessamento. Di fatto però è chiaro che sono contrattempi che effettivamente impicciano e causano delle difficoltà. Quello che però ci dice l'esito è che comunque tramite una persona di tua conoscenza e probabilmente un uomo, verrai messa in contatto con un altro uomo a sua volta più grande, con il quale troverai un accordo. Quindi per me è sì, poi la casa la trovi, ma al momento, chiaramente, se no non avresti fatto la domanda, no? Se tu l'avessi già trovata, al momento quello che ti è capitato fra le mani non era alla tua portata per una serie di motivi, magari anche il trasloco, lo spostamento, i costi, si vedono le numerose difficoltà e al momento comunque, come ti ho detto, la situazione è ferma, ma non tremare, se non hai una particolare fretta, comunque tramite questa conoscenza verrai messa in contatto con e in grado quindi di fare l'atto, ok? Quindi la casa la trovi. Benissimo. Allora, eh sì, ho capito che c'era questa difficoltà. Allora, benissimo, amici carissimi, io vi ricordo che sarò nuovamente disponibile per la diretta martedì, sempre alle 19 e sempre sui canali da cui vi siete uniti a questa diretta. Vi ricordo di mettermi sempre nelle domande il vostro nome e la vostra data di nascita, la domanda non troppo generica perché diventa complicato e di poco aiuto la mia risposta. È importante che diate delle indicazioni, non perché mi voglia fare i fatti vostri o mi voglia fare dare la risposta da voi, ma per essere più trasparente nell'interpretazione e di più aiuto possibile. Bene, detto questo, vi aspetto allora martedì alle 19, vi abbraccio fortissimo e se volete, se lo desiderate, scrivetemi su Telegram o su WhatsApp al numero che compare in sovraimpressione per prenotare il vostro consulto. Vi ringrazio tantissimo e buon proseguimento di serata.